L'Università Ca' Foscari in particolare ha questa sua struttura abbastanza atipica e particolare, un ateneo piccolo in cui riusciamo, per le nostre dimensioni e la vicinanza, nonostante un ponte che ci separa, a collocare e mettere a sistema innovazione scientifica, tecnologica e saperi sociali, sulle scienze sociali e sulle scienze umanistiche, e da questa commistione nascono i processi di innovazione che adesso in questi anni vengono sollecitati e auspicati da tutti, dal territorio, dagli enti, dalla comunità e dagli enti finanziatori, che riconoscono in questa novità l'elemento di grande innovazione per dare risposte nuove a un processo di evoluzione sistemico che deve cambiare e trovare nuovi equilibri rispetto a quelli che ha avuto fino ad ora. Noi ci occuperemo della parte turistica nell'ambito dello studio relativo alla città metropolitana. In particolare l'obiettivo è quello di legare alcune delle valenze del territorio ampio dell'area metropolitana, che sono la parte che noi abbiamo chiamato del sole, quindi le coste, la parte dell'acqua, quindi delle terme euganee, e la parte più legata all'enogastronomia, cioè le colline trevigiane. Questo vorrebbe essere un legame peraltro che valorizza il turismo slow, il turismo green, e quindi anche il turismo legato alla salute, la salute in senso ovviamente generale, e che appunto dovrebbe consentire non solo all'area metropolitana ma all'intero Veneto di essere più competitivo sui mercati internazionali. C'è da dire che quest'area fa circa 40 milioni di presenze, che sono un numero assolutamente consistente se ricordiamo che tutto il Veneto ne fa circa 63 milioni.